player e Microsoft è una pagina abbinata esistente, eccetera. Cosa fa invece Microsoft per le piccole e medie imprese? Quindi quale tipo di supporto può dare? Quali progetti ci sono in essere? E in che modo, proprio per l'impresa artigiana, può essere di aiuto con che tipo di iniziative? Sì, allora prima di tutto buongiorno a tutti, grazie dell'invito da parte mia, da parte di Microsoft. Oggi stiamo trattando un tema bello, no? Che è quello della tecnologia. La tecnologia è qualcosa di bello, bellissimo, per voi, per le vostre organizzazioni, per la crescita appunto di come si diceva stamattina, non si dicevano, vi sono menzionati tantissimi dati interessanti. Il problema, uno dei problemi fondamentali è che purtroppo il nostro paese, prendetela col giusto spirito, è un paese un po' ignorante dal punto di vista di conoscenza sulla tecnologia. Questa è la realtà, no? Quindi sicuramente è il ruolo dei grossi player, ma anche dei piccoli player di questo settore, è prima di tutto fare chiarezza. Questo è importante, che si collega, no, a quello che diceva lei sulla formazione, e quindi riuscire intanto a parlare in italiano. La buona notizia è che la tecnologia è un qualcosa di molto semplice, se viene conosciuta, adottabile anche da qualsiasi tipo di organizzazione, sia che parlo di grossissime imprese, sia che parlo anche della microimpresa, che è un po', no, quello che è l'argomento della sua domanda. E per citare alcune tecnologie si parla oggi di cloud computing, no? Il cloud computing anche qua non è qualcosa di fumoso, anche qua cos'è questo cloud computing? Interessante quelle statistiche che ho visto di adozione, però io sono abbastanza convinto che in quelle statistiche di adozione del cloud computing, quando si prevede circa il 90% di imprese che lo adottano, probabilmente si tratta di imprese che adottano magari la posta elettronica sul cloud, no? Io ho forti dubbi che ci sia una elevata percentuale di adozione del vero cloud computing, magari di forme di cloud computing sì, però non, diciamo così, il cloud computing oggi non è ancora utilizzato come un asset strategico da tutte le organizzazioni, almeno in quelle percentuali che ho visto oggi sicuramente, no? Il cloud computing democratizza l'utilizzo dell'IT, crea una sorta di democratizzazione. La buona notizia è che tutto quello che oggi, che prima facevano le grandi imprese, perché avevano capitale, avevano una capacità di investimento, oggi io posso farlo nella piccola organizzazione. Vi faccio degli esempi più eclatanti, vi faccio proprio degli esempi, sono in ambito ad esempio IoT, dell'internet delle cose, no? Di utilizzo della tecnologia, utilizzo del cloud computing per analizzare il dato, trasformarlo in informazione all'interno delle armi. C'è una startup che si chiama Melixia, che è una startup non di questa zona, mi sembra, sempre comunque del nord-est. Melixia cosa ha fatto? Ha utilizzato delle tecnologie per andare a strumentare, diciamo così, quella che è l'ARNIA, dove ci stanno dentro le api, no? Quindi hanno creato queste armi intelligenti. Vi faccio degli esempi che sembrano totalmente opposti alla tecnologia. L'ape è diventato il sensore, no? L'ARNIA era strumentata e loro andavano a monitorare quante volte l'ape entra ed esce a seconda anche delle condizioni climatiche. Io non lo sapevo, l'ape entra ed esce, e poi a seconda della condizione climatica questo movimento dell'ape identifica se le api stanno bene o male, no? Quindi se la cultura ha dei problemi, no? E quindi possibilità di fare manutenzione predittiva sulle api, diciamo così, no? E quindi questo è un esempio. Un altro esempio che vi faccio è l'utilizzo della tecnologia, che sembra una cosa anche qua opposta, Minerva. Ecco, la Minerva fa le affrettatrici. E uno dice anche qua, la frittatrice può essere utilizzata, può essere strumentata anche quella per far sì di andare a determinare quante volte la frittatrice rimane accesa. Anche qua è una cosa strana da pensare, no? Però se pensate al bello dell'IoT, al bello della tecnologia, al bello del cloud che permette di fare queste cose, loro che cosa facevano? Loro producono affrettatrici industriali distribuite sul territorio e applicavano dei sistemi di manutenzione, quindi un processo di manutenzione sulla base della data di acquisto, no? Dopo un anno io andavo a fare manutenzione a questa affrettatrice, però c'è un problema, non tutte le affrettatrici rimangono accese allo stesso tempo e non tutte le affrettatrici affettano lo stesso numero di fette di salame, no?
E quindi che cosa succede? Che capitava molto spesso che facevano manutenzione su un'affettatrice che era sana, piuttosto che facevano manutenzione su un'affettatrice che non aveva appunto bisogno di manutenzione in quel momento, ma la settimana dopo si spaccava, no? E quindi attraverso una raccolta di dati e di informazioni a questa affettatrice riescono a fare una manutenzione predittiva e al contempo riescono a trovare, a capire dei picchi eventualmente di utilizzo, no, dei segnali, la corrente, no? E quindi possibile malfunzionamento. Quindi il cloud computing, quello che facciamo sono soluzioni in cloud, se parliamo di cloud, che sono in grado di gestire in modo semplice il dato dell'informazione e dare una sorta di valore in qualsiasi tipologia di valore voi state cercando, no? Perché poi noi quello che dobbiamo fare sono dei prodotti, poi c'è qualcuno che li va a implementare, no? Non è che facciamo soluzioni. L'altra cosa che facciamo è mettere a disposizione un network importante di partner, che secondo me è importante, che sono quei partner che poi prendono i nostri pezzettini del puzzle che facciamo noi e che arrivano poi alle soluzioni. Noi abbiamo in Italia di diverse dimensioni 10.000 partner, quindi abbiamo 10.000 soggetti, anche molto piccoli, che sanno utilizzare le nostre tecnologie e possono aiutare le imprese locali a implementare queste tecnologie. L'ultima cosa che vi dico, che secondo me è interessante anche per la vostra organizzazione, è stato toccato forse prima velocemente il tema della sicurezza. Sicurezza non vuol dire soltanto l'attacco, il virus che arriva, mi distrugge, mi prende i dati e mi crea problemi, è anche questo ovviamente, e non siamo molto sicuri in Italia, vi posso dire, quindi c'è molto da fare sia nelle grandi, ma sia anche nelle piccole, ma sia anche nelle grandi e anche a Roma ci sono certi problemi anche con la nostra pubblica amministrazione, anche grossa dal punto di vista di sicurezza, quindi dobbiamo tutti migliorare. Ma voi se pensate al regolamento GDPR che entrerà in vigore a maggio del 2018 sulla General Data Protection, no? Quindi la proprietà del dato, come la vado a gestire, come la vado a monitorare, come vado a interscambiare i dati e le informazioni, oggi tutti voi, sia che siete piccoli sia che siete grandi, dovrete sottostare da maggio del 2018 a determinate regole. Non so se lo sapete, ve lo sto dicendo. E quindi questa è una cosa importante da saperlo. Se non sarete compliant a queste cose andate incontro anche a delle sanzioni importanti, è anche un regolamento che tutti noi dovremmo andare a seguire. Ecco, la tecnologia permette di abilitare anche questo, quindi noi abbiamo delle soluzioni in generale il cloud anche ti permette di essere subito compliant con certe normative, perché c'è un qualcuno che ti gestisce il dato in modo sicuro, conforme a quelle che sono le normative europee. Quindi questo è un altro aspetto che credo che sia importante evidenziare. La questione della riservatezza e della tutela del know-how delle aziende, perché questo è un altro elemento importante che poi concerne anche la competitività stessa. C'è un prodotto che è unico nel suo genere, personalizzato per il cliente, a volte la paura del cloud o comunque di questi sistemi è che si vada in qualche modo a rischiare. Allora, questa paura nasce dall'ignoranza, scusate se sono un po' forte stamattina, però bisogna anche qualche volta dire le cose come stanno. Cloud computing non vuol dire prima di tutto creare dei data center sul territorio italiano. Chi vi dice che dal punto di vista di normativa ci devono essere dei data center sul territorio italiano vi dice una falsità. Quindi se qualcuno vi dice il data center deve stare nella regione, va bene, ci sono dei data center regionali, va benissimo, non è nulla di drammatico, ci mancherebbe, però se qualcuno vi dice per avere il dato sicuro tu devi avere un dato sul territorio italiano, dice una menzogna, ditelo che dice una menzogna, aiutatelo a capire che sta dicendo una menzogna, ma per un semplice motivo che oggi gli unici regolamenti che noi abbiamo sono i regolamenti europei. Quella cosa certa è che il data center deve stare all'interno del territorio europeo e deve sottostare a certe regolamentazioni europee, quindi questa è la prima cosa. L'altra cosa sulla proprietà del dato, che è un'altra cosa rispetto a dove sta il dato, la proprietà dell'IP, no? L'intellectual property, è un tema fondamentale. Quello che noi facciamo è abbiamo un programma specifico sulla protezione della proprietà intellettuale, dove mettiamo anche a disposizione i nostri esperti anche dal punto di vista legale per dare assistenza anche alle persone che poi si affidano alla nostra cloud o alle nostre tecnologie. Quindi questo è uno dei temi che andiamo a trattare. Lei ha accennato, possiamo fare la parola questo collegamento al discorso della semplicità. Semplicità garantita in che termini? E quindi per il personale, la formazione, il passaggio, come viene da voi gestito in questo senso?
Allora, dal punto di vista di formazione, noi abbiamo delle attività proprio formative, sia classiche attività formative a pagamento attraverso i nostri business partner, sia attività completamente gratuite di formazione del singolo, che partendo anche dalla scuola, dall'università, abbiamo tantissimi programmi insieme alle scuole, sia anche dal punto di vista di professionisti un po' più grandi, non dello studente. Quindi assolutamente questo è dal punto di vista formativo importante. Dal punto di vista di semplicità di utilizzo noi costruiamo dei prodotti che di per sé sono semplici dal punto di vista di fruizione. Abbiamo un team di persone, questo è un investimento importante che stiamo facendo e che abbiamo da sempre fatto, che lavorano proprio sulla usability. Usability vuol dire anche dare la possibilità a chi ha dei problemi dal punto di vista magari non so, sia da cognitivi sia di movimento, quindi dare la possibilità a chiunque di fruire, no? Dell'informazione e di interagire con i nostri prodotti. Noi studiamo ad esempio l'interfaccia di quelli che sono gli strumenti che voi poi andate a utilizzare, la vanno a progettare delle persone che sono cieche, vi dico. Cioè, voi direte, ecco perché a volte abbiamo dei problemi, no, a parte la battuta. No, perché nel nostro team di sviluppo abbiamo proprio un team che si occupa appunto di usabilità, che testa queste soluzioni anche proprio quando attraverso dei nostri dipendenti che hanno delle disabilità, ma è anche la disabilità temporanea. Quindi noi dobbiamo, ad esempio, mi spacco un braccio, mi spacco il braccio destro e devo riuscire in qualche modo a interagire, no? Con questa soluzione, questi prodotti, anche senza il braccio momentaneamente, no? E noi tutto quello che facciamo lo facciamo sempre in quest'ottica, quindi credo che sia importante. Grazie. Come si possono utilizzare, come si possono tramontare anche in termini di servizi più evoluti? Abbiamo visto per esempio un portale che adesso entrerà in azione, però che ha bisogno sempre di essere implementato con ulteriori elementi. Allora, la buona notizia è anche qua, un'altra buona notizia è che tutto è collegato al dato. Perché alla fine il dato è l'elemento fondamentale di tutto quello che è la possibile trasformazione digitale che noi possiamo fare all'interno delle nostre imprese. Noi viviamo in un mondo, voi tutti vivete in un mondo che è caratterizzato da due cose particolari. No? Da una parte abbiamo sempre più dispositivi interconnessi, ne abbiamo parlato prima, no? Dei cellulari, ma anche i macchinari sempre più intelligenti o diciamo così generatori di quelli che sono il singolo dato. E dall'altra parte, anche qua vedo questa notizia, la vostra vita è finita. Non è che sto dicendo una cosa brutta, no? Sembrerebbe brutta. Però, no, la vostra vita è finita, cioè voi avete una vita limitata, no, lo sappiamo, il tempo è limitato, le 24 ore a disposizione nostra, senza pensare a cose tragiche, sono sempre quelle che abbiamo, no? Trasformazione digitale vuol dire solo un'unica cosa, avere delle tecnologie che possano permettere alle vostre organizzazioni in un tempo limitato, perché la vostra giornata lavorativa è limitata, di processare una quantità di dati sempre più crescente trasformandoli in informazioni. Punto. Questa è la definizione. Perché? Perché solo l'informazione è la cosa utile. Perché voi non avete bisogno di dati. La pubblica amministrazione, ma poi tutte anche le nostre aziende, ha tanti dati. Non sappiamo qui cosa farci, questo è il risultato. Quindi che cosa succede? Che come Microsoft o come in generale chi fa tecnologia deve tirare fuori delle soluzioni che sono in grado di trasformare i 50, 60, 70 milioni, che sono miliardi di dati e informazioni che qualcuno va a profetizzare entro il 2020. Il primo problema è che li metto questi dati, quindi il costo dello storage, quindi da qualche parte devo mettere questi dati. Il secondo elemento è come faccio ad avere una capacità di calcolo potenzialmente infinita, perché questo è un altro problema, perché se io devo andare a processare tantissimi dati in pochissimo tempo per la sala operatoria, io non posso aspettare ore, no? Devo mettere insieme tutte queste informazioni. E anche qua il cloud computing viene in aiuto, perché il cloud computing in generale, questo tipo di tecnologie permettono di avere una capacità di immagazzinare dati potenzialmente scalabili infinita e stessa cosa una capacità computazionale infinita. Quindi questo è quello che noi facciamo. L'altro elemento fondamentale è che una volta che io ho l'informazione, non parliamo di dato, una volta che ho l'informazione devo essere in grado di consumare le informazioni in modo produttivo, perché sennò comunque le persone non ne traggono un beneficio.
no? Io posso avere poi l'informazione utile, va bene, però dovrei essere in grado di consumarla in modo intelligente, in modo efficace, in modo efficiente. E quello lo facciamo attraverso le tecnologie che avevo detto prima, quindi delle interfacce utente sempre più semplificate, ma anche attraverso delle tecnologie un po' più evolute. Si parlava prima di realtà virtuale, realtà aumentata. Noi abbiamo una soluzione di monitoraggio, perché anche qua poi si può andare a mangiare. Abbiamo una soluzione che secondo me è interessante, che tra l'altro qualcuno mi chiedeva quando era disponibile, sarà disponibile dal 1 dicembre, che si chiama HoloLens. HoloLens è il primo strumento che permette di fare mixed reality al mondo. Quindi che cosa vuol dire? Che la realtà aumentata è quando vi mettete ad esempio in Google Glass, che poi vabbè non esiste più perché è stato di successo, però mettete un oggetto sugli occhi e vedete essenzialmente delle informazioni, no? Poi c'è la realtà virtuale, dove voi mettete degli oggetti in faccia, magari siete immersi completamente nella realtà ma non vedete la realtà circostante, tipicamente viene utilizzata per i videogiochi. L'altra cosa che noi abbiamo fatto, e siamo gli unici che facciamo, è la mixed reality. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se voi avete, non so, un'azienda manufatturiera, avete la necessità di fare manutenzione su degli oggetti, avete la necessità di... questo oggetto qua, che è un occhiale, permette di scansionare immediatamente, in tempo reale, in pochissimi secondi, questo ambiente, no? Immaginate che io sono qua, scansiono immediatamente questo ambiente e lo digitalizza subito. E in più riesco a interagire con questo ambiente sia con delle informazioni sia con degli ologrammi. Noi siamo gli unici che riescono a generare degli ologrammi in tempo reale all'interno di un ambiente fisico. E quindi questo cosa permette? Permette di immaginare scenari di anche training e formazione delle persone, no? Quindi questo è il dato e l'informazione, credo che sia la risposta, secondo me, alla sua domanda. E l'ultima cosa, che poi mi piace veramente, che è importante, mi è piaciuto tanto l'intervento utile, ma anche qua alcuni spunti sul tema di non piangersi addosso. Questo è importante. Io seguo 12 paesi in Europa, la mia responsabilità va dall'Islanda fino all'Italia, Portogallo, comunque paesi completamente diversi dall'Islanda. Vi posso assicurare che dal punto di vista di innovazione, di capacità anche di essere, diciamo così, anche un po' più agili rispetto a tanti altri paesi, l'Italia è unica. Quindi noi dovremmo riuscire a sfruttare quello che è il famoso Made in Italy, la nostra capacità anche imprenditoriale, artigianale, attraverso la tecnologia saper amplificare dentro e piangerci meno addosso, perché la realtà che io vedo è che oggi ci sono tantissimi grandi esempi che sembrano delle rivoluzioni incredibili all'estero, ma solo perché tanti altri paesi sanno fare molto meglio marketing di loro stessi rispetto a quanto facciamo noi.